Buongiorno e benvenuti a questa prima edizione di TG Sicilia, i titoli del nostro telegiornale. Si è conclusa sull'Etna la fase eruttiva con fontane di lava dal cratere di sud-est e le immagini dello spettacolo del vulcano hanno fatto il giro del mondo. Giallo a Favara, coniugi trovati morti in camera da letto, la donna era a terra seminuda con una profonda ferita alla testa. A fare la macabra scoperta è stata la nipote. Usura, droga ed estorsione, operazione doppio petto a Catania, 18 arresti, decapitato il clan Pillera Puntina. La voce dei ragazzi contro la violenza sulle donne, gli studenti dell'Istituto Musco di Catania premiati per il corto Non è amore, ma intanto sui social le giovanissime si dividono nel mirino gli atteggiamenti provocanti e ammiccanti veicolati online. Calcio, il Palermo in crisi, perde in casa contro il Catanzaro e adesso Corini rischia la panchina. Buongiorno e benvenuti a questa prima edizione di TG Sicilia. Apriamo il nostro telegiornale con le spettacolari immagini dell'eruzione dell'Etna che si è conclusa ieri intorno alle 22:30. Le immagini di una eruzione visibili, ben visibili a occhio nudo e tra l'altro c'è anche un'altra bellissima immagine diffusa dall'INGV di Catania che immortala Saturno sullo sfondo e il vulcano, appunto, tutta la sua magnificenza. Sentiamo con questo servizio Manuela Corsi. L'Etna continua a dare spettacolo. Ancora una volta il protagonista di queste immagini straordinarie è il cratere di sud-est, la vetta più alta del vulcano, dove l'attività è in crescita nelle ultime ore con esplosioni, fontane di lava e forti boati. Secondo l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l'ampiezza media del tremore vulcanico continua a mostrare rapide oscillazioni tra i valori medi ed elevati. Dalle 16 circa sono i più alti tra quelli registrati nelle ultime 2 settimane, a dimostrazione dell'incremento dell'attività stromboliana. L'attività esplosiva è accompagnata anche da un flusso lavico, come si vede, che si propaga nel versante meridionale del cono del cratere e che nelle ore serali crea uno spettacolo di fuoco che non smette mai di affascinare. Le immagini dell'eruzione non sono le uniche che il vulcano ci regala in queste ore. Anche Saturno sembra soffermarsi ad ammirare l'attività del cratere di sud-est dell'Etna, scrive l'INGV nel commento che accompagna la pubblicazione di questo fotogramma affascinante. Il sesto pianeta del sistema solare viene immortalato sopra il vulcano dalla telecamera di sorveglianza della stazione di Piedimonte Etneo. Adesso ci occupiamo di cronaca. Giallo a Favara, in provincia di Agrigento, 2 anziani, marito e moglie, sono stati trovati morti nella loro abitazione di Viale Europa. La procura ha aperto un'inchiesta e disposto le autopsie sulle salme. Davide Sarto. È stata disposta l'autopsia sui corpi di Maria Fiorilli e Paolo Lombardo, i coniugi di Favara, entrambi di 76 anni, trovati morti ieri sera nella loro casa di Viale Europa a Favara, nell'Agrigentino. Ancora non sono chiare le dinamiche dell'accaduto, nessuna ipotesi sembra per ora essere esclusa. Secondo le prime indiscrezioni sarebbe stata la nipote a dare l'allarme dopo averli trovati morti in camera da letto. Il corpo dell'uomo, già con i primi segni di decomposizione, giaceva sul letto e potrebbe essere morto da almeno 3 giorni prima rispetto alla denuncia. Maria Fiorilli invece è stata trovata stesa a terra con una profonda ferita alla testa, seminuda e con addosso solamente il sopra del pigiama. Sul luogo hanno lavorato fino a tarda notte carabinieri della tenenza di Favara e della compagnia di Agrigento insieme al reparto investigazioni scientifiche. L'esame cadaverico è stato eseguito dal medico legale Alberto Alongi. Gli investigatori hanno trovato macchie di sangue sui muri e su un ventilatore. L'abitazione è stata trovata in uno stato di disordine con il fedele cane della coppia che vegliava sulla scena. Le prime ipotesi degli investigatori suggeriscono che Paolo potrebbe essere stato colto da un malore e la moglie Maria sarebbe stata vittima di un incidente domestico. Sarebbe caduta battendo la testa contro un ventilatore prima e sul pavimento dopo. La procura di Agrigento vuole vederci chiaro e ha così disposto l'autopsia. La nipote, che per prima ha lanciato l'allarme, è stata ascoltata dai carabinieri. La coppia ha 2 figli che risiedono in Toscana e in Germania. Operazione doppio petto, 18 gli arresti della polizia di Catania che ha decapitato il clan Pillera Puntina. Il servizio è di Tonino De Mano.
L'hanno ribattezzata doppio petto perché, ad essere taglieggiati, erano imprenditori del settore dell'abbigliamento, dei trasporti e della logistica. Sono 18 gli arrestati nell'ambito di un'operazione di polizia che ha decapitato il clan catanese dei Pillera Puntina. I reati ipotizzati dal GIP a vario titolo sono detenzione e porto d'armi comuni da sparo, estorsione aggravata dal metodo mafioso, usura, trasferimento fraudolento di valori, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, nonché di detenzione ai fini di spaccio di droga, cocaina che arrivava a fiumi dalla Calabria, marijuana che invece veniva importata dalla Spagna con il fiorente business affidato a Francesco Ieni Ucastoru, figlio di Giacomo Maurizio, morto in carcere nel maggio scorso. L'accortezza naturalmente di coloro i quali trafficavano in tali sostanze era quella non di rifornire delle piazze di spaccio proprie, ma in realtà accordarsi sostanzialmente anche con piazze di spaccio di altri gruppi criminali. Questo così consentiva loro di non incidere nel controllo del territorio e quindi di non avere attriti con le altre cosche. Affari di famiglia proseguiti dalla moglie di Giacomo Ieni, Francesca Viglianesi, arrestata per usura, e dell'altro figlio, Dario Giuseppe Antonio Ieni, che era subentrato per la riscossione periodica delle estorsioni. In occasione delle festività di Natale e Pasqua, Ieni avrebbe inviato Giovanni Ruggeri a riscuotere anche una tassa estorsiva semestrale pari a 4.000 euro. Estorsioni, droghe e usura erano affari di famiglia, nella fattispecie della famiglia Ieni. Sì, erano interessi che venivano curati dagli stretti familiari di Ieni Giacomo Maurizio e che venivano gestiti appunto o nel settore delle estorsioni o in quello degli stupefacenti. Dalle indagini sono venuti fuori legami economici con esponenti del Cappello Bonaccorsi e del gruppo Nizza, facente parte della famiglia Santa Paola Ercolano. A Palermo sequestrati beni per 6 milioni di euro a boss e gregari del clan Villaggio Santa Rosalia. Secondo l'accusa controllavano la vendita ambulante del pane e esercitavano il monopolio nella fornitura dei fiori in alcuni cimiteri. Marco Gullà. Colpo contro la famiglia mafiosa del Villaggio Santa Rosalia di Palermo. La Guardia di Finanza ha sequestrato beni per oltre 6 milioni di euro a 8 presunti appartenenti al clan che rientra nel mandamento di Pagliarelli. Gli 8 sono indagati anche per traffico di droga e trasferimento fraudolento di valori aggravato dalle finalità mafiose. I boss decidevano ogni cosa, quali attività commerciali potessero aprire, chi dovesse seguire i lavori di ristrutturazione e quali commercianti cambiare aria perché la loro concorrenza non era gradita. E ancora incassavano una percentuale sulle transazioni immobiliari e avevano creato un monopolio nel settore edile del movimento terra. Ma anche il controllo delle postazioni ambulanti per la vendita del pane all'imposizione di fatto di un monopolio nella fornitura dei fiori a una rete di venditori su strada vicino al cimitero. Le indagini hanno scoperto anche un traffico di cocaina dalla Calabria messo in piedi da una delle figure di spicco della famiglia del Villaggio di Santa Rosalia. La droga era destinata a rifornire le piazze di spaccio palermitane, sequestrate anche 7 attività economiche operanti nel settore del commercio d'auto, movimento terra, trasporto merci su strada, preparazione dei cantieri edili, mini market, pianificazione, ristorazione e commercio di frutta e verdura. Il sindaco di Catania, Enrico Trantino, intervistato in una delle nostre trasmissioni su Telecolor, ha parlato di eccellenze catanesi e di opportunità che offre la città agli studenti per costruire un futuro partendo dal sud. Sentiamo uno stralcio di questo passaggio. In questo momento una bellissima sinergia con l'università per cercare di canalizzare, di spingere sul settore dell'innovazione, della scienza, della tecnologia, sulle cosiddette materie STEM, in cui ci sono straordinarie opportunità occupazionali. Nessuno sa forse che il laboratorio di fisica nucleare di Catania ospita numerosissimi studenti, non solo del nord Italia ma di tutta Europa, proprio perché viene considerato un'eccellenza. E allora cerchiamo di comprendere quali sono le opportunità che noi abbiamo, offrirle sapendole valorizzare ai nostri studenti che molte volte neanche le conoscono. Io posso garantire che per quanto riguarda l'occupazione su quelle specifiche materie ci saranno opportunità straordinarie che certamente consentiranno di livellare quel divario che oggi stiamo subendo. E adesso sentiamo la voce dei ragazzi contro la violenza sulle donne. Stiamo parlando degli studenti dell'Istituto Angelo Musco di Catania premiati per il corto Non è amore. Giusy Lazzara. Ieri ho incontrato Luca, era proprio come lo desideravo. Oggi mi ha dato il primo bacio, un bacio a stampo. Oggi mi ha chiesto il mio numero
È la voce di queste giovani donne. Lo hanno pensato e scritto le studentesse della Scuola Musco di San Giorgio a Catania. Nasce così questo corto che ha raccolto le confidenze delle vittime raccontate alle amiche. Per lui ci sto meglio senza trucco. C'è tutta l'emozione dei primi amori che diventano un incubo insopportabile. Mi ha dato uno schiaffo dicendomi che l'ho fatto per il mio bene. Urla e schiaffi, ma mi ha promesso che non lo farà più perché mi ama. Il corto è stato premiato 2 volte nei festival nazionali dedicati ai video realizzati dagli studenti, che sono stati seguiti questa volta dalle insegnanti Claudia Urzì e Sonia Giardina. Questo spot, lo spot sul Non è amore, l'ho dedicato a Giulia personalmente, perché diciamo che questa ragazza gli è stata tolta la possibilità di esprimere, cioè di realizzare il suo desiderio, e non è giusto. E nelle scuole vanno avanti progetti per sensibilizzare contro la violenza di genere. Non restare in silenzio, denuncia. Denuncia, 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 denuncia. E intanto su TikTok, il popolare social network, si diffonde pericolosamente un nuovo trend che vede le giovanissime attaccarsi l'una contro l'altra, come a suon di video, ovviamente. Eva Spampinato. Dopo aver fatto diventare di moda la gelosia maschile dei ragazzi malessere e averla resa sinonimo d'amore, su TikTok spunta un nuovo trend che marcia sullo stesso filone della mentalità maschilista imperante, ma questa volta sono le donne a scagliarsi contro altre donne, loro coetanee, giovanissime, giudicate pubblicamente poco di buono in video ammiccanti e insultanti. Volete le ragazze serie e poi le perdete per quelle che fanno i chupa chups a tutti, alludendo al rapporto orale. Il testo del trend recita così, e a renderlo virale è la musica, una canzone russa remixata prima dal trapper Geolé e poi riarrangiata dal neomelodico catanese Nico Pandetta, con riferimenti volgari. Sì, sali su, baby, mi ha visto in TV, ora vuole chupa chup. Su TikTok sono le donne a giudicare le altre donne, trasformando l'accusa di essere facili in un trend, invece di difendere il diritto femminile alla libertà sessuale e all'indipendenza. Invece di difendere le altre ragazze dalle male lingue maschili, le giovanissime, queste stesse male lingue, le alimentano lanciando messaggi alla rivale in amore e scrivendo: io l'ho conquistato con un sorriso, tu non ci sei riuscita nemmeno aprendo le gambe. Vi sfido a trovare una ragazza seria nel 2023 che non si faccia toccare o non vada in discoteca, dicono questi 2 ragazzi. Si diffonde così la moda della celebrazione della verginità, insomma il dominio sul corpo di una donna e il giudizio della loro moralità, manco fossimo nel Medioevo. Ancora regole sessiste e comportamenti intimi giudicati con la mentalità maschilista. Adesso ci fermiamo, una piccola pausa, poi il calcio. Trovati nella seconda parte di TG Sicilia, parliamo di calcio, parliamo del Palermo, sempre più in crisi. I rosanero perdono in casa contro il Catanzaro e finiscono tra i fischi del Barbera. Corini però viene ancora confermato dal City Group, il servizio di Marco Ulla. Un altro flop al Barbera, Palermo-Catanzaro finisce 1-2, ma soprattutto finisce con i fischi e rosanero e gli applausi ai giocatori avversari. Un'altra brutta partita della squadra di Corini, totalmente in balia dell'avversario. Il Catanzaro ha vinto nettamente trovando le reti con Iemmello a fine primo tempo e poi raddoppiando con Biasci. All'83esimo il gol di Stulaz è solo un gol per gli amanti delle statistiche, perché il Palermo non riesce più a graffiare. Sconfitta più che meritata, la squadra rosanero non gioca a calcio, non corre, non ha idee, è palese che c'è una netta spaccatura tra giocatori e allenatore. La società però continua ad avere il British mood e non esonera Corini per dare la giusta scossa. E così il risultato è quello che è maturato al Barbera. A preoccupare soprattutto l'atteggiamento dei giocatori senza una bussola. Iemmello da Rapace segna il gol del vantaggio al tramonto del primo tempo, poi Biasci in contropiede affonda il colpo per il 2-0 mandando in estasi
gli oltre 1000 tifosi del Catanzaro nel settore ospiti. Corini mette dentro forze fresche, nessuna scossa. L'unico che prova a risollevare le sorti è Stulas, che segna il gol dell'1-2, ma poco cambia. Il Catanzaro resiste facilmente e porta a casa i 3 punti. Per il Palermo si tratta della quarta sconfitta nelle ultime 7 partite, 5 delle quali giocate in casa, un trend da retrocessione. Corini però resterà sulla panchina rosanero anche per la prossima partita, che sarà domenica 10 a Parma. Ed è ufficiale intanto il divieto di trasferta per i tifosi del Catania in occasione del derby contro il Messina, previsto per sabato 9 dicembre. La decisione è stata adottata dal Comitato per l'analisi della sicurezza delle manifestazioni sportive. Questa è l'ultima notizia, vi ringraziamo per averci seguito. Prima però vi ricordiamo che l'informazione su Antenna Sicilia ritornerà più tardi alle 13:30 e subito dopo questa edizione del TG vi lascio la rassegna stampa curata oggi dalla collega Emanuela Corsi. Grazie per averci seguito, buona giornata a tutti.